Quando non parlo e mi sto zitta, sono felice perché avverto la presenza delle note, della loro inesauribile bellezza. Quando non penso tocco il vento e la sua musica non mente, poi mi fa capire il senso e la sua forza è una tempesta d'armonia. Nuova edizione, nuova nave, nuovo cast. 11ª edizione, quindi questo la dice lunga, perché arrivare all'11ª edizione dal 2008 che siamo partiti veramente è stato un grande lavoro. Ma questo non è tanto merito nostro da piccoli imprenditori quali siamo, il merito è della nostra città e di tutti i napoletani, perché in realtà essere nati in una città ricca di musica, di arte, di cultura, di tradizioni, di enogastronomia, nessuna città al mondo offre tante possibilità di artisticità, di contenuti. Noi abbiamo il semplice merito di aver messo tutti questi contenuti a bordo di un grande contenitore che sono le navi da crociera, e pertanto abbiamo la possibilità di esportare la nostra artisticità in tutto il mondo. Gli artisti di quest'anno quali sono? Partiamo con il nostro professor Gennaro De Crescenzo, che ci alliterà durante il pomeriggio con le sue conversazioni culturali. Poi avremo la bella voce di Rosa Chiodo. E poi a seguire avremo il premio alla crociera musica napoletana che quest'anno offriremo alla mitica voce di Antonello Rondi, accompagnato dal maestro Bruno Vitale. E poi dopo avremo Francesco Cicchella, lo showman napoletano ormai conosciuto per la sua vittoria al Tale Quale Show e poi per il suo spettacolo bellissimo al Teatro Diana. E poi come testimonial quest'anno abbiamo Maria Nazionale, una bellissima voce, non solo cantante ma anche una brava attrice, che porta, come tutti gli altri artisti napoletani, l'artisticità napoletana in tutto il mondo. È cagnato vestito ed il gesto ha tradito quella tua frenesia di cambiare la via, e ti sto aspettando per sapere se restiamo insieme, ancora insieme, ancora insieme, amore mio, che la che è stata, e ma non fa vedere sto terzo grado, o tempo corre innanzi a me, resta tempo per sapere se è colpa mia. Sono qui con la testimonial di questa edizione con Maria Nazionale, una bellissima donna e soprattutto una bellissima voce meridionale. Grazie mille. Eh sì, un viaggio con la canzone napoletana, insomma, è un po' diciamo in alcune sfaccettature, cioè con il classico delle canzoni napoletane, ma anche le mie edite, e forse, perché no, anche quelle a cui io sto adesso, in questo periodo sto lavorando in studio di registrazione, insomma dare anche un input della nostra Napoli contemporanea. Una bellissima iniziativa, un modo molto originale e creativo di fare un racconto di Napoli in un'occasione speciale. Quindi innanzitutto complimenti a chi ha avuto l'idea, grazie a MSC di sostenere questa bella iniziativa anche con le sue belle navi, e soprattutto grazie a chi ha creduto nel grande patrimonio musicale, nella grande tradizione della canzone classica napoletana e nel futuro turistico di Napoli quando sembrava impossibile. Nuova nave, MSC la inaugurerà a giugno e quindi sarà un'edizione scoppiettante. In questo caso però parliamo di Sibiu, che è un progetto nuovo che ha stravolto i canoni della MSC nel fatto di costruire navi. Questa nave è una nave completamente nuova anche come design ma soprattutto come tecnologia, e proprio per questo abbiamo deciso insieme, io e Francesco Spinosa, di rendere la location dell'11ª crociera della musica napoletana. Ma questo perché? Perché spesso a me mi domandano
qual è la nave più bella che voi avete? E io dico è sempre quella che dobbiamo costruire ancora. E la stessa cosa sarà per la crociera della musica napoletana, perché ci sarà una 12ª, una 13ª, anche perché noi abbiamo un piano industriale che prevede 10 navi da qui al 2026. Quindi un grande augurio alla Scoop Travel e a Francesco per farne altrettante edizioni. In questo caso Sea-View è il veicolo adatto e ad oggi il migliore per diffondere appunto la cultura della musica e dell'arte napoletana sulle coste mediterranee, quindi per le tappe che andrà a percorrere la nave. Io credo che la crociera sia una specie di grande esempio di quello che Napoli deve fare per salvarsi. La cultura a Napoli deve diventare economia, deve diventare possibilità di lavoro, deve diventare divertimento e noi siamo forse una delle poche città al mondo che con il divertimento può fare soldi e può fare lavoro, soprattutto per i nostri giovani. La crociera della musica napoletana è arrivata anche ai giovani, anche i ragazzi possono raccontarsi e ascoltare la musica napoletana. Noi siamo ragazzi che veniamo da Scampia e in effetti viene raccontata come una città degradata in effetti, però in realtà non è così e credo che bisogna guardare più la realtà dei fatti, andare oltre l'apparenza. E penso che questa sia una cosa per iniziare a vedere delle cose da un altro punto di vista. Come ha detto lei, Napoli a volte viene messa in primo piano come una città dove non c'è futuro per i giovani, invece no, noi per esempio siamo di Scampia e noi siamo molto orgogliosi di questa iniziativa. Non poteva esserci una cosa più bella perché con uno scenario come il Mediterraneo cantare Napoli, avere la cultura, l'arte napoletana lì in un panorama paradisiaco, io penso veramente che sia il top. Penso che Napoli abbia bisogno di queste iniziative che accrescono, no? la nostra forza turistica, che portano in giro veramente il bello di Napoli, no? Che a volte magari viene un po' messo da parte, viene un po' oscurato da notizie, diciamolo, anche un po' cattivelle. Ecco. Quindi per me sarà un onore prendere parte a questa iniziativa e che dire, ci vediamo a bordo con tanta musica. Credere o non ti cerca più, vasami l'ultima volta, vasami. Credere o non ti cerca più. Siamo qui con la console della Tunisia in Italia, qui a Napoli, Madame Beia. Lei appoggia e supporta questo progetto della crociera della musica napoletana e soprattutto si augura che la MSC e tutte le aziende possano ricominciare i rapporti e gli scali con il porto di Tunisi. Chiedo che MSC ritornerà al porto della Goulette perché la sponda sud del Mediterraneo è molto diversa e molto differente della sponda nord dell'Europa e del Mediterraneo. Sono lì per promuovere la destinazione turistica tunisina perché la Tunisia è molto vicina da Napoli, c'è a vedere in Tunisia e specialmente in Tunisi, pochi chilometri, 5-4 ore, vediamo la Medina, Sidi Bou Said, le Bardo, Cartagine. Allora, i turisti del MSC possono vedere tutto. Tutto ciò che è napoletano, quando lo esportiamo sicuramente
è un grosso successo perché abbiamo tanti valori da poter veramente vendere in altri posti del mondo. Molte volte purtroppo facciamo fatica perché non sempre riusciamo a comunicarli in un determinato modo, spesso non si fa gruppo a Napoli, paghiamo un po' questo scotto, però fortunatamente ci stiamo riscattando perché tante cose a Napoli stanno prendendo un grosso successo e questo è dovuto principalmente dal grosso valore dei napoletani e della qualità dei prodotti che loro presentano. Questa atmosfera mi mancava, di gioia, di partecipazione. E poi con tanti artisti bravi, uno meglio dell'altro, non si può dire proprio niente. È l'organizzazione che c'è della Scoop Travel, non si scherza ragazzi, venite tutti. Stasera Napoli è più bella assai ma pare, più bella assai ma pare, ci vuole a mano quadre, sta coppia solamente, un mandolino siente, a luna virono. Napoli, 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 come a femminata papa ne omulia, a prima cora mia, e dopo... Aspettiamo tutti i nostri amici dal 15 al 22 ottobre a bordo della nuovissima nave MSC Sea-View. Non mancate, vi aspettiamo a braccia aperte. Napoli bella mia, si sempre tu, si sempre tu. Mi fa piacere, specialmente quando partecipiamo a questi eventi che valorizzano la città di Napoli, visto quindi noi che teniamo alla tradizione come penso nessun altro, perché cerchiamo sempre di abbracciare un po' tutta Napoli, quindi a me fa piacere. Congratulazioni a Francesco che ha preparato tutto, quindi essere presente per noi è un onore, quindi volentieri. Se bruciasse la città, da te, da te, da te io correrei. Anche il fuoco vincerei per vedere te. Se bruciasse la città, lo so, tu cercheresti in me. Anche dopo il nostro addio, l'amore sono io per te. Lo scopo di questa iniziativa principalmente è quello di diffondere appunto la cultura, l'arte, la musica napoletana, in questo caso in tutto il Mediterraneo, ma insomma in senso lato in tutto il mondo, e quindi felice di essere stato scelto nella rosa di artisti che rappresenteranno Napoli in questa circostanza. Vi aspettiamo a bordo della MSC Sea-View dal 15 al 22 ottobre 2018 per una crociera un po' particolare. È una crociera MSC, ma a bordo ci siamo noi, c'è tutta la Scoop Travel che prepara e organizza una crociera, una settimana spettacolare. Ogni giorno ci sono le conferenze in compagnia del professore Gennaro De Crescenzo, ogni sera ci sarà uno spettacolo, un concerto con gli artisti, con Rosa Chiodo, Francesco Cicchella e Maria Nazionale. Quindi prenotate la vostra cabina e davvero seguiteci, perché è una crociera unica nel suo genere, è uno spettacolo che dura una settimana. Un bacio a tutti, un bacio a Napoli Live. Vi aspettiamo a bordo della MSC Sea-View dal 15 al 22 ottobre per la 11ª edizione della Crociera della Musica Napoletana. Chiedo scusa, Crociera della Musica, Arte e Cultura Napoletana. Vi aspettiamo tutti, numerosi, quanti più napoletani siete, meglio è. Grazie a tutti. Un caro abbraccio a tutti voi di Napoli Live. Ciao. Un saluto a tutti gli amici di Napoli Live da Francesco Cicchella. Oh,